Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di scrittura espressiva. È un topic, un argomento che mi entusiasma molto perché ha aiutato un sacco, veramente tanto, il mio dolore cervicale. Ti spiegherò in questo video come farlo e perché in particolare funziona nei dolori cronici, e quindi ti guiderò passo dopo passo. Arriviamo quindi al capire come funziona, che cos'è la scrittura espressiva. Non è solo un semplice diario dove scrivi caro diario, oggi è successo questo, questo e quest'altro, ma è molto più di questo, perché nel solito diario puoi scrivere gli avvenimenti in modo oggettivo, in modo quello che in realtà c'è stato, è caduto nel giorno. Ma la scrittura espressiva va ancora più nel profondo, va a esprimere cose che in realtà ti sei tenuto dentro, ti stai tenendo dentro, a cui non vuoi neanche forse crederci o forse neanche pensarle di dire a nessuno, neanche a un tuo amico, al tuo partner, a un familiare. Perché vuoi o non vuoi, abbiamo tutti un qualcosa che ci rende in ansia, che ci dà paura, e quella paura in un certo senso va a riprodursi 24 ore su 24, perché già con un minimo pensiero, con un singolo pensiero, vai a attivare quella paura. Come si attiva la paura? Ecco, uno dei principali imputati qua dell'attivazione della paura e dell'ansia è una parte del nostro cervello che si chiama amigdala. L'amigdala si trova proprio nel centro del nostro cervello, nel profondo, e attiva il senso di paura e il senso di ansia. Ora, l'amigdala è molto importante in situazioni critiche dove magari dovremmo scappare da una situazione pericolosa. L'amigdala può salvarti la vita in un certo senso, perché ti porta ad attivare una serie di situazioni fisiologiche dentro il nostro corpo, per esempio aumento del battito cardiaco, aumento della pressione, attivazione del muscolare, attivazione nervosa. Ecco, se pensiamo che per esempio tu stessi scappando da una tigre che ti sta inseguendo, ecco che l'amigdala inizia a lampeggiare, inizia a buttare insomma segnali verso il corpo, dal nostro cervello verso i muscoli, quindi attraverso il sistema nervoso, attivando muscoli e organi. Tutto in modo sinergico, e sei pronto per scappare. Ecco che lì l'amigdala ha un ruolo fondamentale. Purtroppo nei giorni d'oggi l'amigdala si attiva in situazioni che non sono pericolose realmente. Parliamo di stress da lavoro, stress da relazioni sociali, o stress che sono successi nel passato ma in un certo senso rimangono nel presente. Si dice molto bisogna vivere il presente, la felicità è nel presente, ma la pratica nel vivere del presente è difficile, è veramente una pratica attiva. Ecco che la scrittura espressiva aiuta a liberare questi stress, queste ansie che abbiamo accumulato. Se stai soffrendo di dolore persistente, parliamo di dolori cronici neuroplastici, se non sai di cosa sto parlando, ho scritto due articoli, anzi due opuscoli, che ti spiegano perché e per come il dolore si crea e persiste nel tempo, cosa avviene nel sistema nervoso. Metterò il link di questi due opuscoli, che sono assolutamente gratuiti, in descrizione, e ti invito veramente a leggerli perché potrebbero cambiarti la vita. Al giorno d'oggi si sa ben poco ancora riguardo al perché il sistema nervoso crea il dolore in particolari punti del nostro corpo, e perché proprio lì, ma sappiamo cosa
cosa avviene oggi a livello del cervello. Ti avevo detto che l'amigdala in un certo senso va a esporre, a lampeggiare, cioè, tra virgolette, e mandare questi segnali di allarme nel corpo. Quando pratichiamo la scrittura espressiva, questo allarme in un certo senso viene amplificato per qualche minuto e poi l'allarme viene disattivato, viene diciamo silenziato, ok? Ecco che quando inizi a scrivere probabilmente delle cose che ti creano ansia o paura, inizialmente lì noterai questo senso di tensione, questo senso di rabbia, questo senso di tristezza, che però è assolutamente un modo sano di esprimere, perché la esprimi attraverso scrittura, non la esprimi attraverso violenza all'esterno, quindi con persone all'esterno di te. È una pratica molto molto particolare. Andiamo a capire come farla. La scrittura espressiva dura poco, parliamo di 20 minuti di esercizio e 10 minuti dopo l'esercizio di scrittura, di meditazione. Ti invito a creare 3 liste. Queste 3 liste racchiudono tutto il tuo passato, il tuo presente e la tua personalità. Scrivi nella prima lista tutto quello che ti ha creato stress nel passato, stress o traumi del passato, traumi psicologici, traumi anche fisici, ok? Io per esempio nelle mie esperienze di stress del passato ho scritto di un infortunio che ho avuto a 17-18 anni e mi ha creato veramente un grande stress, perché l'infortunio ha fatto sì che io non proseguissi con la mia carriera calcistica, che quella era uno dei miei sogni. Nella mia lista del passato ho scritto semplicemente infortunio calcistico. Potremmo parlare di malattie in famiglia, magari il divorzio, separazioni, stress professionale, magari c'è stato un stress legato appunto al lavoro, il nostro capo, un collega. Insomma, tutto quello che potresti pensare in quel momento che ha contribuito a creare stress nel presente, quindi adesso, che però è successo nel passato, che in qualche modo ti stai portando dietro, ma anche dal punto di vista inconscio, perché a volte in realtà non sappiamo quello che se quell'evento lì veramente ci ha modificato in un certo senso la nostra psicologia o il nostro modo di essere. Ma ti invito a scrivere tutto quello che ti viene in mente, quindi magari sono 10-15 punti, magari sono 3 punti, scrivili, mettili su questa lista del passato e mettila da parte, ok? Per adesso. L'altra lista, la lista 2, parliamo dello stress del presente. Ecco che possiamo prendere le stesse cose del passato, magari quindi malattie in famiglia, divorzio, separazioni, stress professionali, stress finanziari, ok? Quindi gli stress di questo momento. Se in questo momento ti stai stressando per una questione finanziaria, magari hai paura di essere licenziato, o magari non va tanto bene in famiglia, magari con una relazione tra un partner, ok? Scrivi semplicemente stress col partner, o stress in famiglia, stress in finanziario. Fai una lista, semplicemente scrivi il topic, l'argomento, non andare a scrivere quello che realmente sta succedendo. Per adesso è solo una lista, ok? L'ultima lista, la lista 3, parliamo di personalità. Si sa che chi soffre da problemi cronici, da dolore cronico, in particolare la personalità di tipo A, è una persona perfezionista, vuole fare tutto bene, vuole controllare molto le situazioni, tendi al pessimismo, bassa autostima, molte volte non riesci a dire di no per magari favori o richieste che ti sono fatte da amici o parenti o conoscenti, quindi cerchi sempre di fare il bene per gli altri, ma in realtà non pensi prima alle tue esigenze. Un'altra caratteristica è quella di bisogno di far sempre di piacere alle persone, quindi
pensi sempre a cosa penserà quella persona di me se non faccio questa cosa. Ecco, tutta questa parte di personalità scrivila, semplicemente fai una lista di quello che ti descrive o di quello che pensi che potrebbe contribuire a crearti stress. Queste 3 liste ti servono per darti appunto un inizio su che cosa scrivere, perché ti troverai la mattina dove vorrai fare questo esercizio di 20 minuti e non sai da dove iniziare. Ecco che prendendo queste 3 liste vai a prendere uno dei punti di queste 3 liste e inizi semplicemente da lì. Ecco che il passo 2 è appunto scrivere. 20 minuti, metti un timer, a quel punto inizi a scrivere. La scrittura espressiva è una scrittura naturale, non devi pensare troppo a quello che devi scrivere, non è importante la punteggiatura, non è importante che abbia senso per chi lo legge, perché è un diario tuo, è un'espressione tua, quindi noterai che ogni volta che scriverai vorrai creare del senso a quelle frasi, ma in realtà ti invito a usare la penna e farla scorrere senza fermarti. Quindi noterai che a volte ti bloccherai perché stai pensando a cosa scrivere, quindi anche se non ha senso in quel momento, anche se è un qualcosa che in realtà dici ah però non è vero, però in realtà non è quella persona che mi sta facendo creare stress, magari sono io che la prendo in un certo modo. No, vai direttamente su quello che istantaneamente ti viene in mente. Vai a scrivere quello che ti fa paura, quello che ti rende veramente arrabbiato, quello che ti rendeva o ti rende stressato o triste. In 20 minuti avrai praticamente scritto 4 facciate, quindi sono 2 fogli a 4, dove avrai scritto tutto quello che ti passava per la testa. Sensazioni che erano state accumulate all'interno, che vengono portate all'esterno. E la terapia è proprio portare all'esterno il più possibile queste sensazioni e non aver paura di quello che potrebbe succedere, perché in realtà stiamo scrivendo solo le nostre emozioni sul foglio. In questo modo riusciamo a esprimere quello che ci tenevamo nella testa e portarlo nel nostro cuore. Ecco che la magia inizia quando esprimiamo queste emozioni. Nella nostra vita ci teniamo veramente tante paure all'interno e queste paure ci mangiano all'interno, creando veramente tensione che in qualche modo deve essere espressa. Io sono appassionato di medicina integrativa e medicina cinese tradizionale. Nelle antiche tradizioni si diceva sempre che la tensione non è altro che energia che in qualche modo si sposta e cerca un posto in cui svilupparsi, cerca un modo in cui esprimersi. Se non trova quella possibilità di esprimersi, questa tensione semplicemente si accumula. La tensione, quindi parliamo di tensione non solo muscolare ai tessuti del nostro corpo, ma tensione emotiva. Come la puoi vedere questa tensione emotiva? La puoi vedere attraverso le tue emozioni, quello che stai provando. È un percorso veramente inizialmente difficile, ma ti assicuro che dopo una pratica di 7 giorni ti verrà naturale. All'inizio ti bloccherai, va benissimo così, ti blocchi, bene, ok, prendi un respiro, 2, e inizia a scrivere qualsiasi cosa, basta che inizia da un punto della lista di queste 3 liste e inizia a scrivere per 20 minuti. Se esci dal topic, da quei punti di quelle liste, va benissimo. Non è che devi scrivere per forza riguardo a un divorzio e stare lì per 20 minuti. Non è che devi scrivere per forza riguardo al tuo senso di perfezionismo e stare lì per 20 minuti. Puoi andare a saltare da questi punti. Non è importante che cosa scrivi, ma devi sentirlo. Devi sentirlo e devi far uscire quello che in realtà non hai mai detto e probabilmente non hai mai detto neanche a te stesso. Dopo questi 20 minuti, il passo 2 quindi è quello della meditazione.
Perché meditare dopo questi 20 minuti? Noterai che appunto la nostra amigdala in quel momento si è attivata ed è nostro dovere adesso abbassare il sistema di tensione. Abbiamo espresso questa energia e normalmente l'amigdala, la nostra tensione emotiva andrà giù. Ti sentirai molto più rilassato, magari inizialmente triste, amareggiato per quello che hai scritto, magari ti sei sentito anche in colpa di quello che hai scritto, perché magari non lo pensavi veramente, ma è un qualcosa che è uscito naturale. Ecco che adesso è il nostro momento di decrementare l'attività del nostro cervello. La meditazione è perfetta, quindi come meditare, ecco, farò un altro video riguardo a questa parte, ma per darti una sorta di guida qui, la meditazione non è altro che focalizzazione su un qualcosa. Focalizzati su qualcosa che riesci a controllare in quel momento. È la cosa più facile. Una cosa che riesci a controllare è il tuo respiro. Metti una mano sul tuo cuore, senti il cuore che batte, chiudi gli occhi e focalizzati semplicemente sul tuo respiro. Quindi nota l'aria che entra, esce dalle tue narici, nota il tuo battito, stai lì, schiena dritta, ok? Semplicemente nota il tuo respiro. Se ogni tanto vai a pensare a chissà che cosa, perché è normalissimo pensare a chissà che cosa in questi minuti, in questi 10 minuti di meditazione, se sono 10 minuti è troppo, fane 3, fane 5, vedi tu, ma inizia da 3 minuti almeno. Se inizi ad andare in giro col tuo pensiero, ritorna al tuo respiro e nota come ti stai sentendo, nota come in realtà la tua testa, il tuo cervello si sta calmando, semplicemente osservando il tuo respiro, ok? Bene, ho scritto un articolo riguardo a proprio questo che ti ho detto, l'articolo è molto più estensivo di questo video, metterò il link in descrizione e andrai direttamente sull'articolo sul mio sito web. Se ti serve una guida per fare questo esercizio, vuoi saperne di più o hai delle domande, scrivimi nei commenti. Per adesso è tutto, grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!